Sono Giuseppe Sarti, sono nato il 20 aprile del 1946 e ho iniziato a nuotare alla Mestrina fin dal momento dell'apertura della piscina a Mestre, che se non ricordo male deve essere stata nel 1958. Io arrivai in piscina portato da mio padre, una sorta di burbero generale degli alpini, che per non farmi fare brutta figura, visto che lui faceva parte del comitato dei fondatori assieme al dottor Miserotti, a Brugliera, professor Brugliera, a Giorgio Salvadori e ad altri di cui adesso non ricordo il nome, per non farmi fare brutta figura mi aveva condotto un anno prima a Venezia, dove io, bimbetto, ero abituato a camminare con i calzoni corti, tenuto per mano da questo omone di 1,85 m, con il passo da alpino, e io sgambettavo senza capire molto bene quale fosse stato lo scopo di quel viaggio, ma mi è rimasto talmente impresso nella memoria che credo non lo dimenticherò mai. Mi fece attraversare dalle parti del canale della Giudecca una porta di legno e mi trovai immediatamente all'interno di quella che allora si chiamava la piscina Passoni. In realtà era un insieme di tavole che limitavano il canale della Giudecca e all'interno della quale, in mezzo alle angurie e a tutti gli altri detriti che venivano abbandonati dalle navi che entravano in porto, militava anche la Veneziana Nuoto. Io venni indirizzato in quella che si parlava o si voleva fosse una cabina. In realtà erano 3 tavole che nascondevano molto poco, per la gioia dei ragazzi e per la minor gioia delle ragazze quando si cambiavano, perché capii dalle fessure quale fosse il livello di privacy. Mi misi il costume e l'allora, oggi si direbbe general manager, allora si poteva dire il paron, Nane de Pità, mi prese per la collottola e mi scaraventò in acqua, senza neanche domandarmi se io avessi o non avessi saputo nuotare. Io credevo, per quel poco che al mare mio padre mi aveva un po' insegnato, di saper nuotare, ma la sola consapevolezza di essere in acqua profonda, di non toccare e di essere abbandonato a me stesso mi fece andare giù come un piombo, e quando fui sott'acqua mi resi immediatamente conto come erano i destini dei piccoli buttati giù dalla rupe Tarpea, che lì o mi sarei dato da fare oppure non sarei più tornato su. E la mia vicenda dell'inizio del nuoto risale a quell'episodio. Tornai altre 2 o 3 volte con poco entusiasmo in quell'ambiente dove tutti erano molto esperti e io ero il meno esperto di tutti, e l'anno dopo venni condotto finalmente a Mestre, dove c'era questa piscina nuovissima, ma era una Mestre del dopoguerra, era finita da 12 anni la guerra, c'era Piazza Ferretto, si vedeva il cavalcavia, si vedeva Venezia. Entrai in questo impianto completamente nuovo, ma sotto tutti i punti di vista nuovo per me, perché era proprio nuovo anche di fabbrica. C'era questo azzurro meraviglioso dell'acqua della piscina e venni immediatamente accolto da un signore piccolotto, abbastanza giovane, che viaggiava con regolamentari zoccoli di legno, pantaloncini color cachi e un curioso orologione, io così pensavo, appeso al collo a petto nudo. Quel signore si chiamava Cianci, il signor Cianci, che mi prese immediatamente dalla mano di mio padre. Parlo sempre di mio padre perché mia madre all'epoca era da poco defunta per un tumore al cervello. E mio padre faceva l'avvocato, non aveva tempo da perdere a star lì in piscina a vedere il figlio unico che muovesse i primi passi, e mi dovetti arrangiare. Essere preso per le spalle e accarezzato da questo signore mi diede immediatamente una sensazione di grande protezione. Mi disse con le buone maniere: scendi per la scaletta e vediamo cosa sai fare, e la faccio breve. Nel giro di meno di un mese io ero già stato iscritto alla prima garetta degli esordienti dei 25 metri. Ero il più piccolo di tutti come statura, un botolo un po' grassoccio, con capelli a spazzola, che però godeva di un certo scivolamento.
E mi trovai che in quelle competizioni che erano abbastanza frequenti, a livello se non settimanale, quantomeno quindicinale, per me era diventata quasi una regola il fatto di arrivare primo, o se non primo al massimo secondo. Le gare da 25 metri, una vasca, diventarono da 50 metri, visto che con gli allenamenti quotidiani io potevo permettermi il lusso di fare un'andata e ritorno, e l'ambiente cominciò a frequentarsi quasi inconsapevolmente con l'arrivo di altri, chiamiamoli atleti, ma eravamo tutti ragazzini un po' spaesati e un momentino anche intimoriti da questa nuovissima esperienza, perché nel Veneto all'epoca di impianti natatori ce n'erano ben pochi. C'era la Patavium a Padova, vasca da 25 metri scoperta, terribile perché godeva di atleti di rango, con i quali non abbiamo mai fatto all'inizio una sorta di amicizia o di colleganza. Non c'era ancora all'inizio Vicenza, che arrivò 2 o 3 anni dopo, c'era Verona, ma era lontana, e Verona era vasca da 50 metri con l'acqua dell'Adige, un freddo da non credere, quelle rare volte che si andava a fare le gare lì pieni di paura. Il nostro secondo papà Cianci ci metteva il cosiddetto olio di senapa sulle spalle, sui pettorali e un po' sulle gambe. Bruciava da matti appena ce lo spalmava, appena andavamo in acqua è come non l'avessimo avuto, perché il freddo era talmente intenso, prendeva le tempie e paralizzava praticamente tutti. Però era un'esperienza anche quella. Le cose andarono avanti per un biennio con un crescendo di manifestazioni, di partecipazioni alle gare, sempre più intense, e facendo delle conoscenze all'interno dell'ambiente, vorrei dire coinvolgenti, se non addirittura esclusive, quasi a livello familiare. Avevamo acquisito delle amicizie fatte di nulla e di tutto, con un affetto reciproco che trascendeva dalla passione che ci accomunava, che era quella di nuotare. Io non ho ricordi di rivalità interne all'interno della società. Ci volevamo bene e chi era ranista faceva la rana, chi era delfinista faceva il delfino, nello stile libero c'era il leader, ma per fortuna c'erano le categorie, gli esordienti, i ragazzi, gli juniores, i seniores, quindi si era un po' distribuiti e c'era però da parte di noi ragazzini una sorta di venerazione per la squadra di pallanuoto. Questa era la componente o la punta di diamante della società che noi ragazzi guardavamo con una voglia matta di poter quasi toccare, a volte essendo ammessi a ricevere un pallone di passaggio mentre la squadra si allenava, per poter avere anche noi il prestigio e l'onore di partecipare anche solo facendo un passaggio. Conobbi abbastanza presto il leader della squadra di pallanuoto, Renato De Sanzuane, altra persona alla quale io ho voluto un bene dell'anima assieme a Giancarlo Veclani Cianci, perché entrambi con caratteristiche completamente diverse tra di loro formarono il mio carattere, la mia vita quotidiana, al punto tale che la casa era diventata un appendice, perché la mia vera casa era la piscina. Ricordo che d'estate, perché la piscina era scoperta e d'inverno ovviamente ognuno tornava a fare lo studente, ma appena riapriva la stagione con i primi soli, forse in maggio, con un'acqua a 17 gradi, nella quale a noi non faceva assolutamente paura. Ci andavamo dentro con un freddo che metà bastava, ma ci si andava volentieri perché finalmente si era di nuovo tutti insieme e si cominciava l'avventura dell'anno nuovo ancora una volta tutti insieme. La nostra era un'amicizia che si consolidava giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, fatta di niente e di tutto. Io ebbi l'avventura di condividere le prime gare importanti con Giorgio Ferghina, anche lui purtroppo non c'è più. Giorgio Ferghina, un lungagnone quasi da 2 metri, che poi diventerà portiere addirittura al Fiat a Torino, ma che io ebbi l'avventura di battere nei quarti di finale della Coppa Scarioni, perché al momento della virata lui perse il costume, altrimenti mi avrebbe battuto. E io andai in semifinale nazionale,
avendo battuto Giorgio Ferghina per poco, perché lui si dovette fermare per tirare su il costume. Piccoli ricordi, piccoli aneddoti che fanno parte di questo patrimonio meraviglioso che è stata la vita all'interno della piscina. E se per un verso eravamo condotti per mano da Cianci, per un altro verso non avevamo bisogno di nessun'altra guida. Io non ricordo litigate tra gli atleti, ricordo piuttosto il piacere di certi scherzi. Se uno s'azzardava mai, e la cosa finì abbastanza in fretta per forza di cose, a camminare lungo il bordo della vasca con l'accappatoio, poteva star sicuro che dopo 5 minuti era stato infilato in acqua. Stesso discorso se si fosse fatto trovare con la tuta e i calzettoni, perché uno dei credo di Cianci era che non bisognava prendere freddo. Prima delle gare ci faceva sudare l'anima nostra tenendoci all'ombra dei pioppi in fondo alla vasca nel plateatico, con tanto di calzettoni e di tuta. Allora usavano le tute di felpa, che erano pesantissime, e si andava in acqua tutti sudati. Erano delle cose pionieristiche, ma comunque belle da ricordare. La mia appartenenza al mondo del nuoto puro durò 2 o 3 anni, perché siccome a nostra insaputa, ma inesorabilmente, nel Veneto cominciavano a venire avanti numerosi impianti natatori, con loro venivano avanti atleti che andavano sempre più forte. Addirittura Padova, Antesignana e Verona cominciavano ad avere gli impianti al coperto, e quindi ci trovavamo a far di conto con atleti che avevano 12 mesi di allenamento contro noi che eravamo gli stagionali dell'ultima ora. E quando nelle gare consuete io feci i 50, i 200 stile libero e poi i 50 delfino, quando cominciai ad accorgermi che il podio non faceva più per me, perché c'era qualcuno che era diventato più veloce di me e io cominciavo a fare il quarto o il quinto, pensai che forse era arrivato il momento, per non disgustarmi, di spostarmi un po' in là. Ero un po' cresciuto e cominciai a frequentare l'ambiente della pallanuoto. Gli anni passarono in fretta perché nei ricordi delle prime esperienze, quando la Mestrina giocava in Serie B, avevamo anche la Serie C concomitante, che era una specie di refugium peccatorum di quelli che non si allenavano mai, dei giocatori anziani. Prendevamo delle suonate terribili, ma era un serbatoio importantissimo per le nuove leve che si facevano le ossa, ma le ossa in tutti i sensi, perché prendevamo delle bastonate mica da poco, non solo come risultato, anche fisicamente parlando. Quando accedemmo finalmente alla squadra, la mia squadra, la squadra che io ricordo più volentieri e che non dimenticherò mai, con Gabriele Salvadori, con Renato Bignotto, con Dario Ferghina, con Gianni Smagnotto, Roberto Smagnotto, con Belfagor, Edoardo Cecchinato, con Davide Salvadori, con altro momento di grande commozione, con Nico Prono, che se n'è andato pochi mesi fa, improvvisamente, mio coetaneo, e con il quale siamo stati amici fraterni. Abbiamo condiviso anche dopo l'esperienza natatoria quell'affetto genuino che abbiamo imparato a conoscere, che ci è stato fatto conoscere dai nostri allenatori e direi dai nostri tutori, perché Giorgio Salvadori io lo ricordo come grandissimo, immenso atleta. Lo conobbi come campione italiano dei 100 metri, era una cosa quasi intoccabile, tanto stava in alto per il prestigio che rappresentava. E quando scendeva in acqua per le gare, e la sua gara era sempre i 100 metri, aveva passato i 40 anni ma continuava ad andare via come un motoscafo, la cosa che rimaneva nelle orecchie di tutte era il boato che facevano le sue gambe. Aveva delle gambe di una potenza unica e uno stile che era qualcosa di perfetto, sembrava proprio che nuotasse nell'olio, non nell'acqua, tant'era ordinato e preciso. E lui era il papà prima di 3 figli, Gabriele, Mirko e Davide, poi è diventato il papà di 4, poi è diventato il papà di 5, 2 femminucce, ma continuava ad essere anche per noi un punto di riferimento, perché
in un modo o in un altro ci spronava di più verso il nuoto che non verso la pallanuoto, che è sempre stata la sua disciplina, il suo grande amore. Dall'altra parte Cianci continuava a tirar su i piccolini, i cuccioli che arrivavano, e continuava col suo sistema tradizionale di prendere regolarmente il tempo con questo cronometrone che gli stava appeso al collo e al quale dava la lettura che voleva lui. Se l'atleta era con uno stato d'animo un po' triste, il tempo era formidabile. Se pensava di essere pronto per fare un tempone, gli arrivava sicuramente un risultato non ottimale. Era una matematica un po' approssimativa, ma questa era una cura che serviva per il morale soprattutto delle persone, che Cianci ha sempre curato. Io vorrei ricordare un episodio della mia esperienza, un episodio del 1960. Nell'agosto del 60 mi portarono a Vicenza per un trofeo, uno dei tanti. Ero reduce da circa un mese da una cocente sconfitta, se vogliamo dire così. Ero arrivato secondo in quei 200 metri alla Ferrovieri di Venezia, altra piscina da 50 metri, si fa per dire piscina perché erano le solite 3 paratie di legno che limitavano il canale dietro alla stazione. E lì c'era un ragazzino di cui non ricordo il nome, ma mi aveva dato la paga, e la cosa a Vicenza me lo trovai a destra in corsia 5, io dovevo essere in corsia 4, e mi emozionai terribilmente perché la paura di non vincere era una cosa che mi aveva disturbato molto. Era una delle pochissime volte, ricordo una domenica pomeriggio, in cui mio padre, bontà sua, aveva deciso di dedicare 2 ore a suo figlio, ed era lì nella tribuna, io l'avevo visto e questo mi emozionava ancora di più. Venne Cianci a farmi il classico massaggio sui pettorali e un po' sulla schiena. Non aver paura, stai tranquillo, vai che vai bene, vai che te lo becchi, erano le frasi storiche che ci diceva, ma non contava niente. A me si era totalmente azzerata la saliva e non vedevo l'ora che arrivasse quel benedetto colpo di pistola per non pensare più a questo momento di attesa che era estenuante. La gara era affollata, 6 corsie, 6 partecipanti. Dopo 1 o 2 vasche, perché i 200 nella vasca da 25 sono 8 vasche, io non capii più molto della mia posizione, perché si vedeva schiuma un po' dappertutto, chi era più avanti, chi era più indietro, non lo capivo. Ma mi diedi come riferimento quello di controllare il mio antagonista alla mia destra. Facemmo 7 vasche testa a testa, insieme. All'ultima virata, allora si virava ancora con la testa alta, non certo con la capriola attuale, io toccai e con la coda dell'occhio vedevo che stava toccando anche il mio antagonista, e non sentii il boato dei miei amici, perché tutti facevamo il tifo per gli amici mentre questi erano impegnati in gara. Sentii solo la voce del suo allenatore, un certo Ciro, che più che parlare gracchiava con un baritonale rauco che sembrava venire fuori dall'oltretomba, e disse: dai che il morto. Io sentii solo quello e partii con tutta la forza che avevo. Diedi 2 o 3 metri al mio avversario e scesi sotto ai 3 minuti con un 2,57, che fu il record triveneto dell'epoca dei 200 stile libero. E questo è un ricordo da niente. Se non fosse che appena io toccai all'arrivo, mi venne addosso dall'alto Cianci con l'orologio al polso e con 3 cronometri al collo per festeggiare la mia vittoria. Questo era Cianci. Questo era un ricordo, ed è un ricordo che non voglio e non posso dividere con nessuno, ma che comunque rimane in una memoria autentica. Una memoria che è fatta del piacere immenso di uno sport che ci siamo bevuto tutti quanti per il solo gusto di stare assieme. Non so se qualcun altro ne possa aver parlato, ma il problema economico per noi non è mai esistito. Noi avevamo la medaglia come ultimo traguardo e come primo quello di guadagnarci, per esempio,
la consegna e non il regalo della tuta. Avevamo la tuta col numero. Io ricordo avevo il numero 4, la tuta mia aveva il numero 4 e quindi quando avessi per caso o per avventura finito la mia militanza avrei dovuto restituirla. Questi erano i privilegi di cui noi godevamo. Il privilegio maggiore quando passammo alla pallanuoto era quello di attendere che Renato De Sanzuane arrivasse con la formazione. Era già un primo traguardo far parte della rosa, un secondo minor traguardo essere seduti in panchina, e l'Olimpo quello di far parte della formazione dei 7 che scendevano in acqua. Renato De Sanzuane si trasformava completamente da quell'omone semiburbero degli allenamenti nei quali non perdonava niente, perché a me che negli ultimi tempi toccava di giocare in porta capitava anche il regalo che quando tutti gli altri avevano finito l'allenamento io dovevo fare un po' di gambe con le braccia alzate e con lui che da fuori mi tirava il pallone e io glielo dovevo restituire facendo solo gambe. Ricordo certe estati, serate di luglio, di agosto con un caldo disumano di essere andato a casa con 2 maglioni uno sopra l'altro dal freddo che 5-6 ore di acqua avevano comportato, perché i nostri allenamenti erano intensissimi nel periodo estivo. Però quando arrivavano le partite di campionato o comunque gli appuntamenti importanti, Renato non conosceva più nessuno. Anziché darci quel conforto morale che Cianci sapeva dare così bene nella sua estrema semplicità, Renato diventava una persona isolata. Odiava il mondo, odiava la sua squadra, odiava tutti perché lui voleva a tutti i costi vincere. E lui tornava a essere quell'olimpionico che era stato. Lui tornava a essere quell'uomo di Serie A dove bisognava a tutti i costi primeggiare ed emergere non solo a livello nazionale. Ho dei ricordi che credo più di qualcuno ancora, ringraziando Dio, può condividere con me, delle nostre drammatiche trasferte a Voghera. Voghera era una sede che non faceva parte del campionato che seguivamo negli anni, ma era la sede che la federazione indicava per le semifinali o per le qualificazioni al passaggio di categoria. Renato De Sanzuane era un curioso personaggio che ci faceva arrivare primi in classifica quando eravamo in Serie C con 6, 8, 10 punti di vantaggio sulla seconda. Ma andavamo alle semifinali e lì cominciava il dramma. Intanto si giocava di mattina e noi eravamo abituati a giocare di pomeriggio o di sera. Ricordo che ci facevano mangiare il filetto con l'uovo alla Bismarck sopra alle 5 della mattina, con sveglie disumane, cose che rivoluzionavano tutto e aumentavano il livello della tensione in maniera esponenziale. Entravamo in acqua ed eravamo tutti perennemente bloccati, non ci capivamo più, l'emozione ci faceva sbagliare i passaggi, litigavamo tra di noi e regolarmente ogni anno perdevamo le nostre beneamate semifinali. E in quei momenti Renato De Sanzuane era meglio non conoscerlo, perché se avesse avuto qualcuno di noi per le mani probabilmente gli avrebbe staccato la testa, indifferentemente, ma perché il risultato non arrivava. Ed era diventata ed è stato il nostro Babau Voghera, un ambiente decisamente ostile, ma che comunque ha fatto parte anche quello delle nostre esperienze che venivano poi compensate, finiti i campionati, dai tornei. I tornei che erano più o meno amichevoli, come Cremona, come Villac, come Veveio, quando altre società ci invitavano, e cercavamo di solito, un po' da marpioni, un po' da persone apparentemente molto, molto comprensive nell'ambiente sportivo, di andare a fare i tornei dove noi potevamo vincere. Però i padroni di casa non ci stavano mai a farci vincere. Qualche volta strappavamo, come a Cremona, il primo posto, ma dovendo andare via di corsa perché forse qualcuno, se ci avesse preso per le mani, non ci avrebbe detto bravi. Ma insomma, ricordi di tornei a Villac in acqua a 16 gradi alle 7 della sera. Arrivammo in spogliatoio completamente pieni di freddo, con dei tremiti che durarono delle ore, perché furono esperienze per noi assolutamente anomale, ma che comunque, se oggi si dovesse tornare indietro, nessuno di noi direbbe di no a poterle rivivere. Ecco, questo è il mio ricordo, il ricordo di una parentesi di vita, quella della
più piccola e neanche tanto piccola gioventù. Io ho finito nel 72, dovendo andare militare dopo la laurea, ho finito dopo 3 anni in cui ho avuto anche dai miei compagni di squadra la gratificazione di essere stato nominato consigliere con mansioni di direzione tecnica come rappresentante degli atleti. È stata anche quella una sfida per me molto importante, perché sapevo benissimo che dall'apparato atletico mi trasferivo anche in quello che non sembrava dovesse essere, ma invece era antitetico del dirigente che doveva dare disciplina e non solo sopportarla, come era nel ramo degli atleti. Però anche questo non riuscì a scalfire quel rapporto meraviglioso di più che io ho conservato, ma non solo io, tutti abbiamo conservato. Ecco, l'ultimo flash dei miei ricordi vuole essere ancora una volta un omaggio a Cianci. Dopo 20 anni o forse di più, da che io avevo finito la mia militanza alla Mestrina e ci si vedeva solo per gli auguri di Natale, una sera mi arrivò in studio con un sacchetto di nylon che conteneva qualche cosa che lui era sicuro mi avrebbe fatto un gran piacere. Questo pallone, che è un pallone di cuoio, Polobal CONI Totocalcio, è stato il pallone con il quale anch'io ho giocato le partite di campionato ai miei tempi. L'usanza era, perché i mezzi erano quelli che erano, di adoperare questo pallone preventivamente unto nelle cuciture con l'apposito grasso solo per l'incontro, anche perché i palloni all'epoca, dopo un po' che si usavano, diventavano ovali, tra l'altro. E veniva quindi riposto e chiuso a chiave nell'armadietto fino alla successiva partita di campionato. Io non so come e per quali canali Cianci sia riuscito ad un certo momento a prendere questo pallone e a conservarlo per tanti anni, ma sta di fatto che quando me lo portò io non ho difficoltà a riconoscere di essermi commosso, perché questo non è stato solamente un atto di grandissimo, immenso affetto di Cianci, ma aver portato indietro la mia memoria ai tempi in cui, ecco, lo dicevo prima, io negli ultimi tempi giocavo in porta e posso garantire che, a differenza dei palloni attuali, questo faceva molto male quando lo si prendeva in faccia, ma veramente molto male.